Caterina Bosetti, il suo servizio su ricezione, a cercare l'attacco da parte di Schleck, il punto per l'Italia, non c'è il campo per la giocatrice francese, va bene per noi, 14-7. Caterina Bosetti al servizio, posizione centrale con Stua, a tagliare il campo per Ribasceschi sulle mani di Noemi Signorile, palla che viene spinta con un tocco di là da parte di Costa Grande, si ripropone però la Francia ancora con Ribasceschi, il punto per l'Italia. Che brava, che bella scelta di tempo da parte di Valentina Righetti e Valentina Giusto, non era facile saltare su questa palla molto staccata, invece lo fanno veramente molto bene e scappano questo ennesimo pallone che costringe la Suppli a tornare fuori. Ancora l'Italia con Caterina Bosetti, insidioso, ci pensa Valentina Righetti, 2 su 2 per lei, 16-7, time out tecnico con l'Italia avanti, per noi ancora un mini break, torniamo tra 7 secondi. Cercando il colpo opposto. Sta diversificando. Sì, sì, assolutamente. Non è, questa è una bella notizia, Valentina Righetti al servizio, problemi per la Francia, Diouf, Signorile verso Costa Grande, il tocco, un pallonetto un po' troppo alto, difeso dalle francesi da Seu con l'attacco appoggiato di là da parte di Schleck con Signorile in bagno, rovesciato lo sbaglia questa volta Noemi e ad occhi che sono ovviamente scientificamente dentro il punto numero 9 per i francesi. Sì, pallaccia di Noemi Signorile davvero brutta dopo un bel intervento invece di Martina Guigi che saltata a muro, scesa, si è girata in maniera rapida per poter giocare la palla dietro di lei, in genere non c'è difesa dietro il centrale che scende. Hélène Schleck al servizio, per lei un grave infortunio dal 2009 al 2011, proprio in un amichevole con l'Italia a Monaco, poi rientro in campo, e rientro ovviamente in nazionale, grande vantaggio per l'Italia con Schleck, Hélène Schleck al servizio, ma ad incrociare Morti Gennaro Signorile con una mano, offrire a Guigi la mano un pochino troppo bassa, il muro francese ovviamente alla meglio. Entrambe non avevano chance, Signorile con questo primo tempo, probabilmente anche la Guigi che si è trovata praticamente le mani della Bauer in faccia ancora prima che toccasse il pallone. Ancora Hélène Schleck, questa 27enne, va a cercare ancora Morti Gennaro Signorile verso Diouf, l'attacco di Diouf, il punto, il tocco del muro, il punto numero 19 per l'Italia, alta percentuale anche in questa partita per Diouf. Cambia costantemente il colpo, diagonale, parallela, non dà riferimento al muro, è davvero una grande prestazione per l'opposto italiano. Diouf ancora. A trovare Jupiter con Jupiter che prova ad attaccare sulle mani del muro, c'è Lucia Bosetti a difendere con Signorile, a innescare Costa Grande, l'attacco di Costa Grande sulla mano del muro, un bello attacco tutto braccio di Carolina Costa Grande. Due cose belle, al servizio la Diouf ha capito che non deve tenersi tanto in mano il pallone, se la alza quel tanto che basta per poter andare poi a colpire la palla, di impattare e farla passare molto a filo rete. È ovvio che se lei se la alza un po' di più con le sue altezze è facile finisca fuori, e poi l'attacco della Costa Grande è altrettanto meraviglioso. Valentina Diouf, posizione centrale sul Bauer che va a giocare questa fasta, ancora coperta bene il rientro in campo da parte di Dufoy, il diagonale dell'opposta di ruolo, e funziona. Jupiter sta pensando a vedere qualcosa in meglio negli attacchi da Francia. Questi però li dobbiamo tenere, sono palloni in cui un libero deve pretendere a tutti i costi di tenerla in campo questa palla. 23 anni, gioca le canne Alexander Jupiter, 1,72 m d'altezza, ha giocato 4-5 palloni interessanti in questo secondo set con il suo servizio centrale. Lucia Bosetti, qualche problema, Morti Gennaro deve alzare in bagger, lascia lei il tocco di seconda con Casagrande che attacca questo pallone, non sfrutta la Francia, sfruttiamo noi. Credo che sia una delle nostre giocatrici più in grado di gestire questi palloni altissimi, staccati da rete, dove la scelta del tempo diventa fondamentale, e lei lo fa molto bene, Carolina Costa Grande. Carolina Costa Grande, il 21-11, ora il servizio, brutto servizio, palla molto corta da parte della nostra attaccante, il 12° punto per la Francia. Torno di Cristina Bauer. Metto 3 titoli importanti a busto. Poi è stata capitana per un anno e infine da quest'anno non sarà più nel nostro campionato signorile. La fase di Martina Guigi, la capitana addosso a Bauer, ma efficace, 22° punto per l'Italia.
difficoltà per la Bauer, ancora in movimento sull'attacco di Martina Guidi, quindi se lo trova proprio addosso, difficile da gestire per lei. Eccola qui la nostra capitana Martina Guigi, ieri è stata una grande partita, oggi una conferma ancora, qualche problema del Jupiter in ricezione, suppliva attaccare questa palla in diagonale sulle braccia di Caterina Bosetti, un po' sulla linea dei 3 metri, un po' sbilanciata, il 13° punto francese. Sì, probabilmente questa palla sarebbe terminata out, la proviamo a rivedere, qui non fa in tempo, è molto più difficile talvolta togliere velocemente le braccia che difendere una palla, in questo caso questa è la conferma. Vera Tufois, alternato le due palleggiatrici, Vial spinge Nomi Signorile, no, la palla nel campo francese con Tufois, offrire a supplì questo pallone, mani del muro, Costa grande in difesa. Le francesi che si ostinano con questi pallonetti giocati molto bassi, sempre preda del nostro muro, che resta sempre su con le mani fino all'ultimo istante. Noemi Signorile 23-13, 10 punti di vantaggio per la nostra nazionale Jupiter in lungolinea, questa fase primo tempo giocata molto rallentata con Diouf che prova a spingere il pallone tocca giù, Jupiter non ci arriva, 24-13. Nella serie faccio punto un po' come mi pare, questo attacco con i piedi per terra, fuori dal campo, è inaccettabile vedere a terra questa palla. Cambia le centrali, c'è di nuovo Orlé, Maëva Orlé per la Francia, ma cambia, diciamo, non cambia il risultato perché l'Italia continua a spingere senza fare poi, possiamo dire, tantissima fatica, il proprio compito con molta diligenza, l'attacco di Supplì, buono, parallela interna, 14° punto, si assottigliano per quello di dire, i set point, sono ancora 10 palle da giocare per l'Italia per andare sul 2-0. E vediamo quanto cinica è l'Italia. Ricordiamo che gli altri match degli altri intergionali si giocheranno dalle 17, sono importanti perché c'è Germania-Olanda, Serbia, Repubblica Ceca, Azerbaijan, Bielorussia, questa meno importante per il girone signorile. Per Diouf va a cercare le mani non ci sono, il 15° punto, 9 set point per noi. E non è la sua palla ideale, non ha il colpo ancora in parallela, la Diouf è sempre costretta a tirare dritto per dritto sulla direzione di rincorsa, se la palla resta un po' bassa o un po' corta lei fa sempre tanta fatica da 4. Supplì anche lei nel centro federale di Tolosa con Costa Grande signorile a cercare il primo tempo di Valentina Righetti. Fatica molto, mi sembra. 25-15 con 10 punti di vantaggio, l'Italia si prende il secondo set, per noi va bene così perché questa prima fase deve filare con intelligenza ma liscia, verso i quarti di finale. Con il punto di Valentina Righetti ce ne andiamo ancora in pubblicità, tra pochissimo di Roma all'Estadio di Zurigo per il terzo set tra Italia e Francia.